Sul campo il Golfo Paradiso non ha mai perso in questa stagione, fa eccezione la prima partita con la Tarros Sarzanese, persa per 3-0 a tavolino dopo averla vinta sul campo con lo stesso risultato. La squadra di Recco è stata punita per aver schierato un giocatore che doveva ancora scontare un turno di squalifica. I punti raccolti sono 45 che valgono un primo posto a 5 punti di distacco dalla San Margheritese seconda. L'allenatore Mauro Fupiano non si nasconde nel dire che l'obiettivo stagionale è quello della promozione. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, siamo arrivati vicino a 30 minuti dalla fine del campionato che eravamo lì a giocarcelo. Sono molto contento e soddisfatto di quello che abbiamo fatto nelle ultime 4 stagioni, il nostro obiettivo è quello piano piano di cercare di centrare il nostro obiettivo della promozione, però bisogna fare i passi come abbiamo sempre fatto con la nostra società, mettendo mattone su mattone. Gli avversari più temibili nel girone B di promozione sono il Valle Scrivia, terzo a 34 punti, e ovviamente la San Margheritese seconda. Tra noi e la SAM ci sono 5 punti, però poi col Valle Scrivia siamo già a 11 punti di distanza, comincia a essere già una quota abbastanza importante, però ogni partita è sempre molto difficile, bisogna sempre prepararla bene, rimanere sul pezzo. Per ora la cavalcata del Golfo Paradiso non si è fermata neanche dopo la pausa invernale, che è sempre un momento delicato quando le cose stanno andando bene. Nel 2023 per ora 2 vittorie e un pareggio. Io sono sempre della mia idea che nel calcio dilettantistico bisogna cercare di fare allenamenti mirati, giusti, ma esserci con un gruppo giusto di atleti. Lo sappiamo che tutti abbiamo le nostre esigenze, chi va via con la fidanzata, chi va via con la moglie, chi va via perché vuol farsi 2 giorni sulla neve. Abbiamo fatto i nostri allenamenti fatti bene e siamo ripartiti alla grande.